Oggi concludiamo il progetto Venezia Rivelata, 2 anni di performance e storie della nostra città. Vedremo 1000 veneziani radunarsi vestiti di bianco a parlare di giustizia e illuminare con un cuore Venezia per far capire quanto questa città ancora vive e anzi vivrà un nuovo risveglio. Stesso senza più tornare, rimarrei perplesso un attimo, osservando il mondo da una dimensione parallela. Non ci sono maschere che tu potrai portare. Se alla fine del gioco hai barato, se alla fine del mondo hai creduto, per capire se è tutto sbagliato, senza logica alcuna o se logica c'è, qui non è mica semplice. Distratto mondo immobile, qui non è mica semplice, è tutto irraggiungibile. A distanza di 2 anni e con un bilancio credo ampiamente positivo, rimane una domanda fondamentale: a cosa è servita Venezia Rivelata? È servita a divertirci indubbiamente, a farci conoscere un sacco di luoghi, un sacco di circostanze storiche rispetto alla Serenissima. Noi confidiamo anche nel fatto che possa essere riuscita in qualche modo a suscitare uno stimolo, un risveglio, ecco, che è già presente in moltissimi veneziani, veneziani del cuore, veneziani di nascita. Ecco, se continuerà, come continua a esserci qualcuno che ama Venezia e che agisce per il bene della città, questa città sarà salva. A volte sento di essere un robot senza umanità, metallo con qualche ferita che nessuno riparerà. Non è mica semplice, distratto mondo immobile. Non è mica semplice, è tutto così fragile. È quasi tutto pronto, da qui la vista è magnifica e stiamo per vivere un'esperienza fantastica. Cosa ne pensa di questa manifestazione? Penso che sia una cosa molto simpatica e nello stesso tempo penso che sia anche una cosa che faccia bene. Ma visto che l'ho promossa io e che abbiamo deciso di sostenere tutto il progetto Venezia Rivelata appunto con Vela, non posso che essere convinto della bontà del progetto nel suo insieme, ma soprattutto di questa che mi è piaciuta molto fin da quando Alberto e Elena me l'hanno presentata, e perché secondo me è assolutamente coerente sia con le finalità del progetto
progetto che loro hanno sviluppato, sia con la nostra città e sotto tutti gli aspetti. Quindi credo proprio che sia il modo migliore per finire una bellissima esperienza come quella di Venezia Rivelata. Sono molto contenta perché Alberto è un caro amico e ho portato tutte le ragazze del collegio universitario della Domus Civica, quindi sarà una bellissima giornata di festa. Vi state divertendo? Moltissima, bellissima, una bellissima serata, bellissima, veramente. Come batte il cuore? Batte forte? Tantissimo. Non vediamo l'ora di iniziare. Bellissimo. Ognuno di voi si vede dall'alto. Io vi vedo. Il cuore come batte? Forte, è un momento emozionante. Mi dicono che lei viene da molto lontano. Vengo dalla Puglia, da Brindisi. Per l'amore del cuore, per l'amore di Venezia? Per amore del cuore di Venezia, sì. Allora qua è tutto un cuore. Tutto un cuore grande, un cuore grandissimo che ama Venezia. Questo è l'importante, per questo noi siamo qua, veniamo da Cordenone, siamo un bel gruppo, insieme con tanti altri amici e speriamo di divertirci.